Eder. Mech. Pallister. Come dicono Milo e l'Abruzzone, la mia suggestione è un'altra. Sterpin sulla sua relazione con Liliana non ha mai cambiato versione fin dal mattino in cui si è precipitato a dichiararla agli inquirenti. Nello stesso tempo ha sempre detto che Sebastiano sapeva perfettamente cosa realmente fosse accaduto a Liliana. Che ci siano i soldi dietro a questa morte e che si tratti di omicidio è evidente. Così come è evidente che Liliana, confidando a lui, Sterpin, di essersi ritrovata in un affare losco e pericoloso, ha messo a rischio anche la sua incolumità oltre che la propria. Ma tutto questo non smantella affatto il racconto di Sterpin sul fatto che Liliana volesse effettivamente andarsene via dal marito per cambiare vita in tutti i sensi, casomai lo rafforza. Per la serie Morse tua vita mea chi l'aveva messa nel losco casino, direttamente, volontariamente o per sbaglio perché scoperto da lei stessa, poteva volerla morta. Per timore che tutto saltasse, tant'è che Sebastiano stesso, quando gli si è chiesto perché avesse dato i suoi hard disk agli amici, ha risposto perché avevo paura di morire. Ora della prospettiva di un qualcosa di molto losco. Possiamo anche ridere, ma non conoscendone la portata e davanti alla morte violenta di Lilly trattata in stile simil mafioso in quanto buttata tra la spazzatura come spazzatura. Con una sparizione di 22 giorni che fa supporre la partecipazione di diverse persone, si può bene capire che chi ne era a conoscenza potesse averne avuto sacro terrore. Contestualmente è solo la mia suggestione che, sulla scritta in inglese, sembra voler solo evidenziare che la losca storia travalica i confini nazionali. L'ipotesi di Sterpin si spiegherebbe diverse cose fin qui ben poco comprensibili, ad esempio l'allontanamento totale del figlio da Sebastiano, che successivamente alla morte di Lilly, gli avrebbe regalato 27.000 euro, guarda caso la metà dei famosi 50.000 di cui si parla. Il fatto che Sebastiano abbia sempre farfugliato cose contrastanti dicendo che a spiegare l'accaduto non doveva essere lui, che se parlavano accoppavano, ma che dovevano essere gli inquirenti a scoprire gli eventi. Il fatto che Sebastiano abbia meticolosamente creato e sbandierato un alibi perfetto, all'epoca assolutamente inutile. Il fatto che Sebastiano abbia ripulito i social cancellando migliaia di contatti e facendo lo stesso col cellulare regalato di corsa una volta formattato, ad un'amica. Il fatto che l'Abruzzone, subito dopo aver parlato con Sebastiano, abbia cambiato opinione dicendosi certa della sua innocenza. Il Circus del venerdì sera ha lanciato un nuovo numero inedito, direttamente dalle nebbie della preistoria prima che l'Homo sapiens si trasformasse in agricoltore, allevatore. Ecco a voi il generale raccoglitore esploratore, con sprezzo del rid pericolo Garophanus primordialis si aggira nella tundra friulana alla spasmodica ricerca di sacche di immondezza, spazzatura, robe vecchie e materassi usati. Il numero di alta perizia circense è preparatorio all'altro giochetto, metti l'impronta leva l'impronta. Nella seconda parte dello show incredibilmente emette bolle di sapere che, contraddicendo le sue stesse precedenti affermazioni, cozzano in maniera spettacolare con le evidenze empiriche. Sprigionando lampi, fiamme e fuochi pirotecnici di mirabolante effetto. Primo, la pioggia cancella le impronte digitali. Non è vero. Oltre all'acqua le impronte sono composte da grasso corporeo e altro materiale che resiste alla dilavazione, all'aperto anche per dei mesi. Le impronte su materiale plastico si rilevano col sistema della evaporazione metallica sottovuoto, procedimento che dovrebbe essere noto ai RIS. 2. Non esistono nella casistica suicidiaria esempi di insacchettamento della testa con legacciolasco al collo. La letteratura specifica indica invece l'utilizzo di fascette autobloccanti, applicate dal suicida dopo i tentativi con altri legacci andati a vuoto per autocontrasto indotto dall'istinto di sopravvivenza. 3. Il rimbalzamento delle celle telefoniche non è un fenomeno fantasma, avviene solo in determinate circostanze di sovraccarico della stazione ricevente, circostanze quindi rilevabili che dovevano sussistere al momento del salto. Inoltre può verificarsi esclusivamente in precise situazioni di spazialità aperta ed in assenza di ostacoli naturali o artificiali, tutte precondizioni che devono essere verificate prima di esprimere valutazioni di natura empirica, che altrimenti rimangono prive di pregio. Screditando l'autore, lo spettacolo è poi proseguito coi soliti guizzi, lazzi e coi consueti spericolamenti intellettivi. L'alibi è un elemento neutro,
Se ha riscontro assume valore probatorio, altrimenti no. Se non è riscontrabile, non dimostra che il sospettato sia colpevole, ma lo stesso ragionamento non vale per la costruzione dell'alibi. Se la costruzione di un alibi risulta fallace, se è artatamente mistificata, allora la sua costruzione assume un valore probatorio sospetto nei confronti del suo autore, visto che molte persone fanno ancora ironia. Sarebbe interessante andare alla COP con le lenzuola che Liliana ha regalato a Sterpin e chiedere che facciano una ricerca sulle vendite antecedenti al 14 dicembre per poi con gli orari di vendita alla mano, che risultano dai documenti fiscali elettronici registrati nella scheda da inviare all'Agenzia delle Entrate a fine giornata. Visionare le videocamere di sorveglianza. Mi sembra che è già stato fatto, anche se non ne vedo l'estrema importanza. L'acquisto potrebbe essere stato fatto da chicchessia. Diventano più importanti i nostri SMS e le nostre chiamate reciproche degli ultimi mesi. E che dire del suo telefono fermo in casa mia per 6 ore mercoledì 1 e martedì 7 dicembre? Affare che secondo voi non ha senso perdere del tempo prezioso per dialogare con persone tanto poco intelligenti. E alla gente che non vuole tacere rispondo: chi se ne frega. Stanotte è la prima notte che dormo, perché sono deciso a trovare la verità, a scoprire la verità. E la mattina del 5 gennaio 2022, Sebastiano afferma che finalmente quella notte è riuscito a dormire. Ci tiene a farci sapere che quella notte lui ha dormito, perché quello non sarà un giorno qualunque. Quello sarà il giorno del ritrovamento di Liliana, ma nemmeno quella notte. Quella in cui Sebastiano ha finalmente dormito era stata una notte qualunque. Sebastiano ci tiene a farci sapere che quella notte ha dormito perché dormendo non avrebbe mai potuto rispondere alla telefonata che, proprio quella notte, è arrivata da Palermo e da cui infatti lui non ha risposto. La mattina dopo, appena sveglio, è andato dalle forze dell'ordine ed ha segnalato di aver ricevuto questa telefonata. Strano che però il 14, quando un maniaco aveva chiamato ansimando, lui invece di andare in questura lo aveva bloccato sul cellulare della moglie scomparsa. Una moglie scomparsa e un maniaco che la chiama. Questo sì che sarebbe stato un alibi perfetto. E invece, Sebastiano quella notte, quella che precede il ritrovamento di Liliana, non ha dormito. Forse perché se uno dorme non può essere alle 5 di mattina all'ex OPP a passeggiare con una torcia e una coppola. È una notte ricca di eventi quella, un sosia che passeggia vicino al corpo di Liliana e un ragazzo palermitano che chiama Trieste, ma Sebastiano, sfortunato come sempre, si perde tutto ciò perché Sebastiano quella notte, per la prima notte, aveva dormito. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.